popolo. Potere al popolo, Sammy Varin, ancora il buon mattin, sono le 11.05, seconda parte della nostra controinformazione in diretta con voi, tra pochissimo Chiara Soldani, ma naturalmente tanti messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659, avremo modo di leggerli, e le ultimissime notizie con il saluto romano di Steve Bannon alla convention della destra statunitense, dove c'è anche la Lega. Paura! Così la Repubblica, mentre il Corriere del Mastro, la procura voleva assolvermi, ma nel collegio forte presenza di giudici di sinistra. E poi BTP+, perché il titolo di Stato per famiglie ha battuto ogni record. Alle 13 di oggi, stop alle vendite. Subitissimo, certo, arriva lei, Chiara Soldani. Buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto come sempre a tutti i nostri ascoltatori. Ah, lo sappiamo, quando c'è Chiara Soldani che non è al soldo di nessuno, bisogna zittire però tutti i social, perché quello che dice lei viene sempre censurato. Torna, ma forse non se n'è mai andato, il terrorismo in Europa, e Milano è sempre più esclusiva. Chi vive o semplicemente si fa una passeggiata per la città può pagarla molto cara. Abbiamo visto altri esempi di tentativi di violenze verso ragazze, ma proprio ieri sera al Bloom, questo gigantesco centro commerciale, hanno accoltellato un ragazzino per rubargli il monopattino. E ancora, vuoi cambiare sesso? Aspetta almeno 18 anni. Pensate, l'Argentina è più avanti di noi. Ma qui mi zittisco, sentiamo cosa dice Chiara Soldani. Grazie Sammy, sì, hai perfettamente ragione, insomma ci sono due situazioni speculari, nel senso che da un lato ovviamente parleremo di quelli che sono stati gli ultimi attentati terroristici proprio nel cuore dell'Europa e giustamente come dicevi noi parliamo di un ritorno del terrorismo, ma in realtà il terrorismo non se n'è mai andato, anche perché la radicalizzazione di questi personaggi passa moltissimo attraverso i social, soprattutto attraverso TikTok, che banalmente in maniera semplicistica viene un po' visto come il social dove si postano i video un po' ironici, balletti e quant'altro. Invece ci sono dei soggetti appunto che si radicalizzano attraverso proprio questi video di sedicenti predicatori ovviamente dello Stato islamico, quindi questa radicalizzazione che va a reclutare soprattutto i più giovani e quindi il fenomeno appunto dei social e questo campanello d'allarme che in realtà suona da tempo immemore chiaramente è molto molto pericoloso. Negli Stati Uniti tra l'altro c'è appunto questa guerra ai social e la trovo assolutamente giusta, magari un po' integralista, nel senso che è chiaro che poi tutto debba essere anche filtrato dal buon senso personale e soggettivo di ognuno, però sono più i danni che i vantaggi anche per quanto riguarda l'esposizione dei minori, insomma un discorso molto articolato che ovviamente approfondiremo poi in seguito. Per quanto riguarda invece l'altra situazione, quella di Milano, dove per esempio c'è la battaglia contro i fumatori all'aria aperta, ma evidentemente il fronte della sicurezza viene bellamente ignorato dal sindaco Sala, che ad ogni intervista dice ma in realtà i milanesi non hanno questa percezione di pericolo e sono assolutamente tranquilli. In realtà non è così e lo andremo a vedere anche in questo caso. In pochissimo tempo, nell'arco praticamente di 2 giorni, ci sono stati 2 attentati terroristici e se ne è parlato molto poco. Non so come mai, insomma, non c'è stata particolare attenzione nei confronti appunto di questo genere di cronaca. È morto un ragazzo di 14 anni in Austria nell'attentato a Villach, proprio al confine con l'Italia. L'assassino è un siriano 23enne e a poca distanza appunto dal confine con il nostro paese.
è morto Alex, questo giovanissimo ragazzo di appena 14 anni, come detto. L'uomo è stato arrestato e si aggirava insomma in maniera molto pericolosa, nonostante fosse a piede libero, proprio nella piazza centrale della cittadina. L'attacco ovviamente di matrice islamica legato all'ISIS. L'attentatore, come dicevo, si era radicalizzato attraverso i social, giovanissimo, quindi reclutato anche lui con questa modalità. Seguiva video di predicatori estremisti e ovviamente è stata trovata anche la bandiera dello Stato islamico nella sua abitazione. Il siriano non era sotto sorveglianza, quindi come detto appunto era assolutamente a piede libero, ma era richiedente asilo. E tra l'altro era arrivato, tanto per cambiare, in Italia nel 2016. Altro attentato, questo il 13 febbraio a Monaco di Baviera, sempre lo Stato islamico che recluta nuovi giovanissimi attentatori. Muore una mamma di 37 anni e la sua figlioletta di appena 2. In questo caso si tratta di un afghano 24enne, anche lui giovanissimo evidentemente, auto sulla folla, quindi una modalità che tristemente conosciamo molto bene. L'attentato è stato compiuto durante una manifestazione organizzata dal sindacato Verdi. Dio gli avrebbe ordinato di investire le persone per mandarle in paradiso. Insomma, questo poi è stato un po' il risposto, diciamo, la sintesi estrema di questo gesto terribile. Quindi quando si parla di questi soggetti radicalizzati a piede libero e quant'altro, insomma, non stiamo raccontando delle favole, ma purtroppo una realtà molto preoccupante, anche perché c'è questo mondo sommerso appunto dei radicalizzati che a noi sfugge evidentemente. Per quanto riguarda invece le notizie dal fronte più vicino a noi, a Milano una ragazza è stata aggredita da 2 uomini in un parco della città, questo pochissimi giorni fa. C'è stato appunto un'ulteriore aggressione perché è intervenuta una persona per aiutarla e ovviamente questa persona è stata a sua volta aggredita. Una violenza dilagante, questo video è stato registrato e postato sui social, ma è uno dei tantissimi perché gli episodi di violenza e di furti a Milano purtroppo lo sappiamo sono all'ordine del giorno. E freschissima purtroppo la notizia appunto dell'accoltellamento di questo ragazzo a seguito di un tentato furto all'opera di un gruppo di nordafricani, 5 proprio nei pressi, come dicevi Semmi, appunto del Merlata Bloom. Quindi anche in questo caso diciamo che non parliamo di razzismo ma semplicemente è cronaca e purtroppo ci sono queste bande, questi gruppi anche di seconda generazione come vengono definiti, che vagano un po' per la città, soprattutto nelle stazioni, lo sappiamo, ma non soltanto. Quindi insomma la situazione di Milano purtroppo è nella percezione di tutti quanti noi, ma evidentemente non di chi vive un po' in un mondo fatato come quello di Beppe Sala. E notizie molto positive, ne parlavamo anche venerdì scorso per quanto riguarda appunto l'Argentina con queste mosse coraggiose da parte di Javier Milei. E cosa succede? In Italia c'è ancora in ballo il caso Careggi, la triptorelina, quindi c'è tutto il discorso della transizione di genere e degli interventi chirurgici sui minori, discorso che ovviamente a noi sta molto a cuore e che rimane un po' così ancora nebuloso. Invece in Argentina il pugno duro si fa sentire perché da un lato abbiamo parlato appunto dell'OMS la scorsa settimana, oggi invece parliamo di un'altra decisione importante da parte appunto del governo biancoceleste, albiceleste, ottima decisione del governo con lo stop alla transizione di genere nei minori e divieto a trattamenti ormonali oltre che interventi chirurgici come detto su bambini e ragazzini. L'Italia dovrebbe prendere esempio evidentemente dall'Argentina anche perché Milei insomma non si intimorisce, non si lascia irretire insomma da quelle che sono le solite polemiche della sinistra internazionale, anche con le immagini di insomma cordialità, diciamo così, con Elon Musk. E invece insomma in Italia sappiamo benissimo che è stata sollevata questa questione soprattutto dagli amici di Pro Vita e Famiglia e staremo a vedere appunto che cosa si svilupperà anche su questo fronte. Le notizie della settimana, diciamo le principali sono state queste, cerchiamo insomma di porre l'accento su quelle che come sempre Sammy lo sai sono le notizie passate un po' inosservate anche dalla stampa ma soprattutto dai telegiornali nazionali.
E per fortuna che Chiara Soldani c'è e la trovate anche sbirciando il sito leggifuoco.it o cercando la versione cartacea del periodico Fuoco. Grazie Chiara Soldani, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Un saluto ai nostri ascoltatori che ci seguono in automobile, siete tantissimi, state pian piano scoprendo che nella vostra autoradio oltre alla banda FM c'è anche la banda DAB, DAB, e quindi schiacciando il bottoncino DAB saltano fuori un fracco di nuove radio, chi fa rock, chi fa il jazz, cose veramente interessanti e che in FM non accadono, e c'è anche una radio che parla moltissimo, sì, e che si chiama Radio Libertà e che il venerdì riavvolge il nastro delle notizie della settimana. Prima Chiara Soldani e poi arrivano quei bacchettoni di informazionecattolica.it, altro sito da seguire. Diamo allora la linea a Pietro Licciardi. Caro Sammy, cari ascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati. Allora vado ad iniziare. Già qualche tempo fa denunciammo le chiappe al vento mostrate da TV 2000, la televisione della Conferenza Episcopale Italiana. Questa volta Salvatore Carloni riporta un altro capolavoro della TV che dovrebbe essere cattolica. Parliamo dello sceneggiato dedicato al santo medico napoletano Giuseppe Moscati, il quale, oltre a raccontare in maniera superficiale la vita di questo grande uomo, mostra una scena di sesso con nudo integrale. E che sarà mai, penserete voi, oggi che il sesso e il nudo imperversano ovunque, tra un po' persino nei cartoni animati? Se non fosse che TV 2000, proprio perché dovrebbe essere la TV dei preti, entra ovunque. Entra nei conventi di suore, entra nei seminari e nelle parrocchie. Pensiamo a che bel servizio, osserva giustamente Carloni, è stato fatto a chi cerca ancora di vivere la castità, ovvero i novizi religiosi per l'appunto, o anche i bambini. Sarà sicuramente contenta di ciò la Nostra Signora di Lourdes, dalla cui grotta ogni giorno alle 18 TV 2000 trasmette il Santo Rosario. Da notare che il film è stato a lungo commercializzato dalla San Paolo, congregazione una volta cattolica, che stampa e distribuisce anche Famiglia Cristiana, diventato ormai megafono di quella chiesa spirito conciliare mondanizzata che di cattolica ormai ben poco. Angelica La Rosa ricorda che il 17 febbraio 1600 il frate domenicano Giordano Bruno fu bruciato vivo a Roma in Campo dei Fiori con l'accusa di eresia. Oggi molte correnti moderne tendono a esaltare Giordano Bruno come un precursore della libertà di pensiero, ignorando il fatto che la sua filosofia era in totale opposizione alla verità cristiana. Il suo sacrificio non fu quello di un martire della scienza, bensì quello di un ribelle ostinato che rifiutò fino all'ultimo di riconciliarsi con la Chiesa. Se la sua morte fu tragica, non meno tragico è il fatto che ancora oggi le sue idee vengano riproposte come esempio di progresso. In realtà esse rappresentano un pericoloso relativismo e una distorsione della vera conoscenza. La Chiesa, con la sua condanna, non fece altro che proteggere la purezza della fede e difendere i fedeli dalle insidie di un pensiero deviante e pernicioso, lo stesso pensiero che si è affermato nel mondo contemporaneo, causando tante e tante sciagure. Sergio Caldarella prova a dare una spiegazione sull'antisemitismo corrente, cominciando dal dire che il sostegno e spesso la passione entusiasta offerto su un piatto d'argento agli assassini di Hamas, dall'ONU alla BBC fino al bar sotto casa, consiste proprio nel fatto che nell'attuale fase storica il delirio e l'ignoranza etica e cognitiva sostituiscano bellamente la ragione, la conoscenza storico-fattuale e persino il più elementare buonsenso. L'antisemitismo, dice Caldarella, è un'affezione della mente e dello spirito che muta storicamente pur mantenendo una specificità tutta propria. È una malattia, nel senso
che ciò che è chiarissimo per un sano di mente diventa inapplicabile per il malato e viceversa. Se uno soffre di paranoia, quando provi a farlo ragionare, ti vedrà come uno che gli vuole male. Per questo con gli antisemiti non si ragiona, perché mancano sempre i fatti, o per meglio dire il solo fatto è l'esistenza dell'ebreo, che viene però traslato in una dimensione mostruosa di immaginaria, con cui provare a giustificare un odio che non può avere giustificazione alcuna. Io invece in un mio articolo prendo spunto da un pezzo di Tradizione, Famiglia e Proprietà, in cui si ragiona sull'attuale sinistra arrivata ovunque al capolinea. Sta infatti perdendo ovunque, in Italia, negli Stati Uniti, in Sudafrica e persino in Sud America lo scarto di voti si sta riducendo. Tutto questo per dire che anche la destra non se la passa meglio, perché il suo successo dipende più dalla vulnerabilità della sinistra che dal riconoscimento di un programma unitario con cui difendere questioni che un tempo la definivano e la caratterizzavano. Il messaggio della destra, infatti, appare confuso, un'accozzaglia di modelli populisti, nazionalisti e di altro tipo, che tendono più a promuovere modelli economici che ad affrontare questioni morali più scottanti. Insomma, la destra sembra voler proporre un'idea secolarizzata di cristianità, in cui il cristianesimo è una sorta di bollino di riconoscimento e di identità culturale, anziché la pratica di un codice morale. Prova ne è il fatto che, per esempio, Alice Wendel, leader del principale partito tedesco di destra, Alternativa per la Germania, l'EFD, è lesbica e ha adottato con la sua compagna, a cui è legata civilmente, 2 bambini. Oppure il Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha contribuito a inserire l'aborto nella Costituzione francese. Ecco, 2 esempi scioccamente opposti alla morale cristiana tradizionale. Per farla breve, è arrivato il momento per i cattolici di mettere da parte le tentazioni astensioniste e qualunquiste per riaffermare le questioni morali che rimangono popolari tra coloro che sono stati derubati dai programmi corrotti della sinistra. Insomma, è per loro il momento di impegnarsi a destra perché quei principi conservatori e tradizionali propri dell'ordine cristiano tornino a informare l'azione politica e sociale. Francesco Bellanti ci regala un inedito ritratto di Francesco II Borbone, detto Franceschiello, il vituperato re del Regno delle Due Sicilie, proditoriamente annesso al Piemonte dopo la campagna militare compiuta dall'avventuriero Garibaldi, sostenuta dagli inglesi e dai soldi di Cavour. Non storcete la bocca, cari nordisti, perché le balle studiate a scuola fin dalle elementari sono state smentite da una storiografia molto più seria di quella che ha dipinto Garibaldi come un eroe e l'unificazione nazionale come l'alba di una nazione, anziché un atto di pirateria internazionale finalizzato all'espansione coloniale di un insignificante staterello come il Piemonte. Il professor Bellanti, dicevo, ci restituisce un sovrano di grande e vera religiosità, che vedeva nel Papa un faro di civiltà. Morì in odore di santità, a tal punto che è diventato servo di Dio il 16 dicembre del 2020. E anche la sua degna consorte, Maria Sofia di Baviera, indomita regina, tanto che Marcel Proust disse di lei che fu una regina soldato sui bastioni di Gaeta, e si batté incessantemente per porre rimedio al tradimento del cugino di Franceschiello, ovvero Vittorio Emanuele II. E con questa paginetta di storia poco conosciuta, caro Sammy, siamo arrivati alla fine anche per la rassegna di questa settimana. Quindi un saluto da tutta la redazione di Informazione Cattolica. Grazie Pietro Licciardi, un grande piacere naturalmente e soprattutto ascoltando la tua rassegna cavolo, quando meno te l'aspetti salti fuori con quelle notizie che veramente non ci aspettiamo. Fatevi un giro sul sito informazionecattolica.it. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Abbiamo una manciata di minuti prima delle 11:30 e li usiamo nel modo migliore, purtroppo aprendo con una cattiva, brutta notizia. L'addio a Silvana Saita, donna determinata e gentile, è stata sindaco di Seriate in provincia di Bergamo e consigliera regionale, arricchendo con la sua competenza il dibattito politico e le istituzioni. Appena pubblicato su Instagram da Fontana, che scrive: una triste notizia per la regione Lombardia, per la provincia di Bergamo, per Seriate. Ci ha lasciato Silvana Saita, assessore e sindaco di Seriate, eletta in consiglio regionale del 2013 con la Lega. Donna determinata e sempre gentile, ha portato un contributo di intelligenza e professionalità, ha arricchito il dibattito politico, lavorato nelle istituzioni con competenza. La ricordiamo per il suo impegno nel territorio bergamasco e sui temi dell'educazione alla salute e alla prevenzione. È stata un esempio di dedizione e responsabilità al servizio del bene comune. E naturalmente le ricordiamo anche noi di Radio Libertà e ancora ai tempi addietro, ai tempi di Radio Padania Libera. Gli appuntamenti da non scordare, certamente quelli targati Lega sul territorio, non possono prescindere dalla provincia di Bergamo, quando questo venerdì, che è proprio oggi, arriverà Matteo Salvini. Ore 19, festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo. Questa sera arriva Matteo Salvini, ma chiaramente sarà un weekend di festa e sabato, l'indomani, 22 febbraio, ore 19, arriva Roberto Calderoli. Momento sempre caldo sul fronte autonomia, assolutamente da non perdere. Roberto Calderoli domani alla festa della Lega di Palazzago, in buona compagnia col capogruppo della Lega Molinari, sempre dopo le ore 19, e con Rebecca Frassini. Certamente il consiglio del Semivarin è soprattutto questa sera, cerchiamo di arrivare presto perché altrimenti è un casino mangiare, come spesso accade quando ci sono gli ospitoni. La stessa cosa domani sabato, cerchiamo di arrivare prima, così vi fate una bella mangiata di cose succulente. A Bergamo lo sappiamo, i casoncelli sono di rigore, e poi i super ospiti del weekend. Quindi ripeto, questa sera Matteo Salvini, domani sabato Calderoli, Molinari e Frassini. Tutte le informazioni andando sul sito legaonline.it. A proposito di appuntamenti da non scordare, per chi ci segue dall'Abruzzo, a Chieti, provincia di Chieti, esattamente ad Ortona, quale fisco per famiglie e imprese? Le proposte della Lega. Questa sera alle 18 alla Sala Eden di Ortona c'è il presidente della Commissione Attività Produttive, Luigi Gusmeroli, insieme al vice capogruppo della Lega Salvini Premier e presidente della Commissione bicamerale enti gestori, Alberto Bagnai, in compagnia anche di Maurizio Bucci, coordinatore provinciale Lega a Chieti, e Vincenzo Dincecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo. Questa sera, ore 18, Ortona, Chieti, Sala Eden, Gusmeroli e Bagnai. Se avete parenti o amici in quella zona, è il caso di segnalarlo. Ancora gli appuntamenti da segnare in calendario, in questo caso sempre al loro fianco. Per la nostra sicurezza difendiamo chi difende gli italiani. Firma anche tu a sostegno delle forze dell'ordine e delle proposte Lega nel DDL Sicurezza. Si firma questa mattina, venerdì 21, in piazza Fusina Aselli, dalle 10 alle 13 in quel di Milano. Domani, sabato 22, si può firmare in via Ripamonti, Val di Sole, 10, 12 e 30, via Ippocrate Lita Modigliani, 9, 12 e 30. Domenica 23 febbraio si firma con la Lega in via Pisani Dossi, e ancora in via San Gimignano nella zona Carrefour, sempre dalle 10 alle 12.30. Tutte le altre informazioni sul sito legaonline.it. Il congresso della Lega Giovani Lombardia, sabato 29 marzo alle 16.30 a Suisio Bergamo, presso il teatro di Suisio.
E ancora, avanti con l'autonomia, giovedì 27 febbraio alle ore 21 a Merate, Lecco, presso l'Auditorium Giusi Spezzaferri. Ospiti Attilio Fontana e Mauro Piazza. Da non mancare, chi è in Brianza, giovedì 27 febbraio, ore 21, Merate, Lecco, presso l'Auditorium Attilio Fontana e Mauro Piazza. Ci siamo? Altre segnalazioni? Beh, ve la inizio già a dire adesso, la Lega Fest a Poirino, in provincia di Torino, anche se tra pochissimo ci collegheremo proprio con la Lega Piemonte. Sabato 15 marzo alle 20 si festeggia con la Lega a Poirino, Torino, presso il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi. Ma di Piemonte parliamo tra pochissimo, perché è in arrivo proprio lo spazio della Lega Piemonte. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito.
Si chiama proprio così, Break Up. Lei si fa chiamare Sansi, scritto così, Sansi con la Y. In realtà è Simona Sansovini, musicista, cantautrice, influencer e modella. Bellezza angelica, talento disarmante, personalità magnetica, da cercare sicuramente su Instagram o anche su YouTube, perché questa fa concerti improvvisati in diretta. Simona Sansovini con Break Up ci ha portato all'appuntamento con il Focus Piemonte. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Dal Piemonte. Chi passa in front sta mia città. L'appuntamento con il territorio, ogni giorno troviamo spazio per parlare con il nostro territorio nord, centro, sud, per capire dove sta la buona politica, quelle che sono le proposte della Lega, sia che si trovi a comandare con la K magari, e sia che si trovi all'opposizione. Non parliamo soltanto di regioni, ma parliamo naturalmente anche di piccole realtà e soprattutto cerchiamo di imparare quando c'è da imparare. Ci stanno seguendo tante città, tanti comuni in tutta Italia. Quando ci sono delle buone idee, cerchiamo di portarle in tutta Italia. Grazie per essere con noi, la segretaria Lega Ivrea, Giorgia Povolo. Ciao Giorgia! Buongiorno Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo ad Ivrea, signori, città metropolitana di Torino, ma proprio a 2 passi dalla Valle d'Aosta, ma subito devo dirlo, signori, che 1, 2, 3, 4 marzo a Ivrea c'è il carnevale di Ivrea, visto che parliamo di territorio, una cosa positiva sicuramente da provare è il carnevale di Ivrea, dove ci si diverte e volano, sappiamo cosa volano, le arance. Tu non sei una di quelle che tira arance, tu i tuoi spari più cose nel campo della politica e sono quasi sempre buone proposte, è vero Giorgia? Assolutamente sì, mi piace moltissimo il nostro carnevale, è un carnevale che ha origini storiche insomma importanti, è un carnevale che lancia anche dei messaggi molto importanti con la nostra violetta, quindi la nostra vezzosa mugnaia, simbolo di libertà della città, e la battaglia delle arance proprio come appunto spiegavi tu, che è il simbolo della rivolta nei confronti del popolo verso il tiranno che governava la città di Ivrea in epoca appunto molto passata. Quindi ci avviciniamo a questo importante evento. Ecco. No, ma mica solo in epoca passata, di tiranni ce ne sono anche oggi, e quindi molto spesso bisogna ribellarsi, chiaramente in senso pacifico, non siamo mica Landini, e cercare di portare avanti della buona politica. E allora parliamo proprio di cosa succede ad Ivrea, ma attenzione, parlando di Ivrea sentirete fischiarvi le orecchie, perché sono problemi purtroppo comuni a molte città e paesi dove si è un po' persa la bussola sul fronte sicurezza. Diamo proprio la parola a Giorgia Povolo per fare un focus sulla sicurezza, per scoprire le criticità di Ivrea, città di circa 22.000 abitanti in provincia di Torino, ma ripeto, un qualcosa che fa il paio con molte altre zone di Milano dove la sicurezza viene quasi evitata, ci si gira dall'altra parte, ma no, sono sensazioni, ma no, ci sono poche persone che denunciano, quindi vuol dire che non succede niente. Attenzione a queste frasi. Giorgia Povolo, linea a te. Grazie Semmi. Beh, tu hai parlato di sensazione, io utilizzerei il termine tanto noto nella nostra cittadina porediese che è percezione. Continuiamo a sentir parlare di percezione da parte di chi governa la nostra città e che con questo termine in qualche modo cerca di arginare questa emergenza che in qualche modo è di tipo oggettivo e non può essere travisata come soggettiva. La percezione di insicurezza quindi dovrebbe portarci a prestare una maggiore attenzione in generale verso tutte quelle
azioni poco lecite che si svolgono all'interno dei nostri territori, mettendo in campo proprio quelle azioni specifiche volte proprio ad avere un occhio di riguardo nei confronti di tutte le persone che vivono la nostra città, e senza andare appunto a parlare di percezione e di possibilità di andare a recuperare tutti quei soggetti fragili che in qualche modo l'insicurezza la stanno generando e la generano. Quindi è fondamentale riuscire ad avere un punto di vista oggettivo e non soggettivo per valutare e per gestire al meglio le emergenze che si stanno generando nei nostri comuni, piccoli o grandi che siano. Ormai da 1 anno e mezzo, quindi Ivrea, faccio un piccolo excursus, è una città che dal primo dopoguerra è stata sempre governata da giunte di centrosinistra, ad eccezione di 5 anni che sono andati dal 2018 al 2023, dove vi è stata invece la presenza di una giunta di centrodestra che si è concentrata moltissimo sul tema della sicurezza e sulla possibilità di ampliare e di migliorare il territorio attraendo tantissimi finanziamenti pubblici. Stiamo parlando di oltre 25 milioni di euro che sono stati portati in 5 anni per la riqualificazione degli edifici pubblici e più in generale per la riqualificazione della città. Come dicevo prima, ormai da 1 anno si susseguono fatti gravi, gravissimi, che vengono ormai quotidianamente riportati sui giornali locali e che in qualche modo ci danno, vogliamo dire, la percezione che la città sia estremamente fuori controllo. Ci sono delle azioni lesive nei confronti delle persone, dei cittadini, dei turisti, ma anche azioni criminose, perché stiamo parlando anche di fatti molto più gravi, quali per esempio accoltellamenti o comunque risse, dove viene utilizzata anche l'arma bianca, se così possiamo definirla. E qua il ruolo cruciale che sta svolgendo il nostro partito, la Lega, insieme ai tanti cittadini e insieme ai tanti commercianti, perché abbiamo deciso di non mollare, abbiamo deciso di non demordere. Non possiamo lasciare la nostra città in mano a coloro che compiono atti gravi e in qualche modo che generano sicurezza per magari svolgere delle attività di dubbia provenienza, se così vogliamo dire. Quindi stiamo continuando ad assistere a risse e ancora risse, furti in generale, anche di biciclette, a persone di 70 anni che magari stanno utilizzando il mezzo in quel momento e che si trovano in qualche modo aggrediti per poter rubare loro il mezzo. Accoltellamenti, quindi gente che esce dal lavoro per poter recarsi a casa o magari andare a prendere anche la propria compagna nel luogo di lavoro, che viene aggredito, scippi. Abbiamo dei turisti che sono stati scippati in pieno giorno e che in qualche modo ci preoccupa perché il turismo è fondamentale per le nostre città e riuscire a garantire la sicurezza anche di coloro che decidono di venire a visitare le nostre città è fondamentale. Quindi dobbiamo pensare di salvaguardare anche questa preziosa fonte di guadagno che hanno anche le nostre piccole imprese. Commercianti che si ritrovano con il naso rotto e una prognosi di 20 giorni, commercianti che non possono scaricare la busta della spesa in pieno giorno fuori dalla loro attività commerciale perché vengono aggrediti, la presenza delle baby gang, lo spaccio, questa sicurezza che in qualche modo dilaga non solamente l'insicurezza, scusatemi, che dilaga non solamente nel centro della città, ma che in qualche modo si sta un po' allargando a macchia d'olio, quindi vediamo anche nei quartieri cittadini delle auto date in fiamme nelle ore notturne, siringhe abbandonate ovunque. Stiamo parlando di una situazione che in qualche modo pone la nostra cittadina in una costante situazione di insicurezza. Noi non possiamo permettere che i commercianti decidano di chiudere prima i loro negozi, quindi al calare della sera, per paura poi di uscire fuori a luce insomma decisamente bassa. Non possiamo permettere che i nostri uomini in divisa vengano presi a martellate. Vi dico questo perché proprio qualche giorno fa abbiamo avuto nei pressi, diciamo, di un'area di sosta autostradale vicino ad Ivrea un'aggressione per mano di un ragazzo di 26 anni di origini francesi, così riportano i giornali locali,
che si è accanito nei confronti di due uomini, dei nostri uomini delle forze dell'ordine, con un martello. E qua è stata avviata anche un'attività importantissima, un messaggio chiarissimo e fortissimo dal nostro onorevole Alessandro Giglio Vigna, che ha proposto e proporrà il cavalierato a questi due poliziotti, perché se non fossero in qualche modo intervenuti loro, che hanno la capacità anche di far fronte a delle situazioni emergenziali, ma vi fosse stata una persona qualunque, un comune cittadino, ecco, probabilmente sulle testate dei nostri quotidiani locali avremmo letto dei titoli diversi. Le nostre strade devono essere piene di gente, non possiamo pensare che le persone rimangano chiuse in casa perché abbiamo paura di tentativi di furto nelle nostre abitazioni e che quindi ci chiudiamo in casa lasciando vuote le strade. Le strade vuote vuol dire maggiore anche insicurezza nel poterci muovere liberamente. Non possiamo pensare che i nostri ragazzi non possano andare liberamente a scuola senza dover in qualche modo inciampare in quelle che sono le piazze di spaccio, perché questo è un altro fattore importantissimo. Dobbiamo garantire alle nostre future generazioni di poter crescere senza appunto incontrare quello che è il tunnel della droga pericolosissimo. Dobbiamo garantire che i nostri turisti possano venire a visitare le nostre città e che soprattutto anche i pendolari che gravitano tutti i giorni dalle stazioni cittadine, dalle aree dei movicentro, possano muoversi liberamente, senza paura, senza timore. E qua vorrei fare anche un focus sulla situazione che noi abbiamo ad Ivrea. Ad Ivrea nei primi anni 2000 è stato edificato un movicentro. Le strutture del movicentro nascono con la chiara intenzione di garantire o comunque di creare luoghi idonei all'interscambio ferro-gomma, quindi tutti quei luoghi dove i cittadini possono cambiare il mezzo di trasporto dal treno all'autobus, in presenza di presidi, quindi in questo caso di biglietterie che consentono loro anche di avere il corretto servizio per l'erogazione del biglietto, cosa ormai poco nota e poco conosciuta anche a molti, perché assistiamo quotidianamente anche alle aggressioni che vengono fatte a danno dei nostri capotreni, no? Quindi è fondamentale in qualche modo riportare nuovamente l'attenzione e riconcentrarci su quella che è la sicurezza. Non possiamo pensare che i luoghi che ospitano l'interscambio, che ospitano i turisti, che ospitano i pendolari, che ospitano i nostri ragazzi in generale, siano dei luoghi insicuri, piazze di spaccio, piazze di risse e di accoltellamenti. Ti fermo, ecco, Giorgia, ti credo fermo che per la un Lega... attimo perché abbiamo una chiamata allo 0292947222, la prendiamo al volo. Pronto? Pronto, buongiorno a Giorgia, buongiorno a te Sammy dal Veneto. Prego. Finalmente ho sentito per la prima volta un esponente del centrodestra dire conferire il cavalierato alla sicurezza Giungi. Questo è il nuovo titolo che deve essere conferito a coloro i quali delle forze dell'ordine vanno contro la criminalità. Grazie Giorgia, grazie Sammy. Grazie a te Giorgia, ancora a te qualche minuto, prego. Sì, vi dicevo che la Lega si sta muovendo per richiedere che all'interno soprattutto di questi locali, quindi in prossimità delle nostre stazioni ferroviarie, possa esserci un presidio anche della polizia locale o comunque un presidio di coloro che possano possano schermarci, diciamo, da eventuali situazioni lesive a cui potremmo essere sottoposti. Quindi portiamo avanti questa nostra richiesta con fermezza. Lo portiamo avanti anche organizzando gazebo nei luoghi critici della città, cosa che abbiamo già iniziato a fare qualche mese fa e che sarà sicuramente un percorso da perseguire e da continuare. Oggi abbiamo la fortuna di avere al governo italiano una coalizione forte, abbiamo la fortuna di avere al governo italiano probabilmente il governo più forte d'Europa. Abbiamo la necessità di approvare urgentemente il DDL sicurezza affinché i cittadini e le cittadine e tutti noi possiamo tornare ad essere più sicuri. Dobbiamo andare oltre a queste proposte continue che vediamo di emendamenti, perché il decreto sicurezza deve esserci oggi
per garantire a tutti i cittadini, ai capotreno, alle forze dell'ordine, ai proprietari di casa. È inaccettabile continuare ad accendere le nostre televisioni la sera e ad assistere inermi a tutte queste occupazioni abusive. Dobbiamo tutelare i nostri anziani, sono vittime quotidianamente di truffe. Dobbiamo tutelare tutti coloro che in qualche modo oggi non si sentono più sicuri, e abbiamo lo strumento per farlo. Abbiamo un governo forte, abbiamo un partito come la Lega che da sempre ha creduto a queste iniziative, quindi dobbiamo portare avanti la nostra voce con fermezza affinché si possa interrompere questo meccanismo deleterio su cui in qualche modo stanno cadendo le grandi città, le piccole città e i piccoli paesi, perché il disagio si sta veramente, come dicevo prima, diffondendo a macchia d'olio, e questo noi dobbiamo assolutamente evitarlo. È vero, e attenzione quindi anche nelle piccole realtà dove purtroppo molto spesso le baby gang si trasferiscono. Così la situazione ad Ivrea in provincia di Torino, ma anche, come dicevamo, in molte zone d'Italia dimenticate, soprattutto dove governa la sinistra. Beh, se ne parlerà sicuramente anche di questo all'appuntamento di sabato 15 marzo alle 20, perché proprio in provincia di Torino, a circa un'oretta da Ivrea, a Poirino, c'è la Lega Fest. Sabato 15 marzo, ore 20, Riccardo Molinari, Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti e Silvia Sardone come ospite si ritrovano alla festa della Lega di Poirino presso il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi. E non posso che ringraziarti, Giorgia Povolo. Anche molti ascoltatori hanno spedito messaggi di saluto e incoraggiamento. Ci risentiamo sicuramente su queste frequenze. Grazie Semmi, un abbraccio a tutti, buona giornata e forza Lega sempre. Grazie a Giorgia Povolo, segretaria Lega di Ivrea in provincia di Torino. Grazie da Sammy Varin che se ne va, ma solo per qualche minuto, tranquilli. Adesso c'è la Lega Parlamento e poi ci ritroviamo per la terza parte della nostra controinformazione il venerdì. C'è anche la musica indipendente, abbiamo due ospitoni, una giovanissima Rebic, Rebecca Magrini, e alcuni meno giovani, o se volete diversamente giovani, i Rock 80, che suonano soltanto cover anni 80, e all'interno di questo gruppo c'è uno sconosciutissimo Francesco Rocchi. Chi l'ha già sentito nominare? A tra poco. Qui Parlamento. La senatrice Minasi illustra l'interrogazione numero 1645 concernente i dati relativi alla sicurezza stradale alla luce delle recenti disposizioni normative. L'interrogazione del gruppo della Lega la illustra la senatrice Minasi. Mi viene difficile, scusate però, vedere come chi abita al sud definisca scellerata l'opera del ponte dello Stretto. Questo mi viene, è che perfino i sindaci sono andati fino a Bruxelles. Comunque il governo, in particolare lei ministro, sin dal suo insediamento si è prontamente attivato con numerose iniziative volte a incrementare la sicurezza sulle strade, visto l'aumento degli incidenti e un incremento delle vittime della strada registrato negli ultimi anni. Iniziative che poi sono culminate con l'approvazione definitiva della legge 177 recante appunto interventi in materia di sicurezza stradale, con delega poi per la revisione del codice della strada, legge che è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. E a proposito della legge, sono state diffuse da più parti del circuito politico e mediatico alcune affermazioni a nostro avviso fuorvianti e a volte vere e proprie notizie false, intese a creare una campagna denigratoria presso l'opinione pubblica in merito ad alcune delle disposizioni previste
Emblematico è quanto è stato riportato rispetto ad una presunta modifica del tasso alcolemico, oltre il quale chi guida incorre in una sanzione, che invece non è stato minimamente cambiato dalle nuove norme, che è rimasto tal quale. La legge invece prevede sì misure di buonsenso volte ad aggredire le cause degli incidenti e a ridurre il numero dei decessi. In particolare si prevedono sanzioni più severe per chi fa uso del cellulare alla guida, considerato appunto che la principale causa degli incidenti è appunto la distrazione, con multe fino a 1.400 euro e il ritiro della patente fino a 90 giorni. Viene introdotto lo strumento dell'alcol look, ma solo per i recidivi del reato di guida in stato di ebbrezza, ai quali si applica anche la revoca della patente e il divieto di assumere bevande prima della guida per un determinato periodo di tempo. Si elimina poi l'obbligo di dimostrare lo stato di alterazione psicofisica di chi guida sotto l'effetto di stupefacenti, semplificando i controlli e gli accertamenti, e si introducono più tutele per gli utenti vulnerabili della strada. Quindi le chiedo, Ministro, se può riferire i primi dati relativi alla sicurezza stradale in suo possesso dall'entrata in vigore della legge 167, con particolare riferimento ai tassi di incidentalità. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie senatrice, spero che fra il pubblico che è a casa ci sia anche Vasco Rossi, che aveva detto che queste norme non avrebbero salvato vite. Veniamo ai dati, alla realtà, al di là del fumo, in tutti i sensi, o delle chiacchiere. Secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, quindi Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, raffrontati agli stessi dati di Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri dello stesso periodo dell'anno scorso, 14 dicembre, 13 febbraio, gli incidenti complessivi rilevati sono diminuiti del 6%, scendendo da 11.444 a 10.762, quasi 700 incidenti in meno. Significativo il calo degli incidenti mortali, meno 22%, con il numero di vittime sceso dai 227 morti dell'anno scorso ai 172 di quest'anno, 55 vite salvate in 2 mesi. Conto che i dati possano ulteriormente migliorare. Anche una sola vita salvata, peraltro, e i familiari che hanno perso dei ragazzi sulle strade sanno di che cosa si sta parlando, sarebbe stato un grande successo. Segnalo che i dati sono incoraggianti anche riguardo alla riduzione degli incidenti con lesioni e feriti, diminuiti del 10%, con più di 750 feriti in meno rispetto all'anno scorso. Al contempo sono state rafforzate le attività di controllo, in particolare 621.000 pattuglie hanno contestato 250.000 violazioni, di cui 6.000 per uso del cellulare alla guida. Più della metà delle patenti ritirate è stata per uso scorretto del cellulare al volante. Infine un ultimo dato sul contrasto all'utilizzo degli stupefacenti alla guida. Sempre dall'entrata in vigore della legge sulla sicurezza stradale ci sono stati 309 cittadini a cui è stata ritirata la patente per guida sotto effetto di stupefacenti, neanche il 3% sul totale degli 11.588 documenti ritirati. Anche questo quindi un dato che smentisce notizie false che lei ricordava e preoccupazioni su errori e controlli indiscriminati. Nell'ambito di tali accertamenti si rinvengono esclusivamente sostanze stupefacenti o psicotroche che risultano attive, e tale attività si rinviene nei fluidi analizzati solo per poche ore dopo l'assunzione. Vi ricordate che Vasco diceva ma se uno si fa una canna e guida una settimana dopo lo fermano? No, evidentemente non conosce la normativa. È risultato dai confronti emersi nel tavolo di lavoro istituito per l'adozione della direttiva sui controlli che su un campione di 7.000 controlli effettuati negli ultimi anni sotto la previgente disciplina non è emerso mai alcun caso di evidenza di positività per assunzione di farmaci. Visto che era girata la fake news, mi prendo la tachipirina e mi ritirano la patente. Quindi questi numeri sono assolutamente positivi e confermano che siamo sulla strada giusta, grazie anche al buonsenso
di chi si mette alla guida. Ricordo, per passare dalle 4 alle 2 ruote, anche i 160 milioni di euro che stiamo investendo per installare i guardrail salvavita fino a terra in caso di caduta per ciclisti e motociclisti. Quindi lascio agli altri le chiacchiere e le canne e mi porto a casa 55 morti in meno in questi 2 mesi. Secondo i dati Ministro. forniti. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.